Grazie, buongiorno a tutti e a tutte e grazie di essere qui. E il compito dei centri antiviolenza oggi è quello di spiegarvi un po' il progetto che stiamo portando avanti da un anno e anche le motivazioni di questo convegno, di questa giornata che arriva appunto a compimento di un anno di lavoro e di un progetto che si intitola Lotto per Tutte, perché sono 8 i centri che le tre associazioni partner del progetto gestiscono in 4 province del territorio veneto, Venezia, Treviso, Padova e Belluno, e sono i 3 centri che appartengono anche alla rete nazionale dei centri antiviolenza, DIRE, che raggruppa 80 centri in tutta Italia, 80 centri che lavorano da più o meno 30 anni nei vari territori e che sono centri femministi. Come diciamo, questo progetto è stato reso possibile grazie a un finanziamento della Regione del Veneto che ha attuato la legge 119 del 2013 e ha quindi messo a disposizione dei fondi dedicati proprio alle attività di comunicazione e di sensibilizzazione. E per noi è stato un traguardo importante, perché come centri da sempre lavoriamo anche su questa tematica, però diciamo che non abbiamo mai potuto avere questa possibilità di porre in atto delle attività strutturate e soprattutto continue e ancora con un valore aggiunto di collaborare tra di noi. I 3 centri e anche gli altri centri della Regione Veneto raggruppati nel coordinamento regionale IRIS di solito lavorano più su una battaglia politica. Noi ci riuniamo, facciamo molte riunioni dove parliamo spesso dei nostri problemi, della mancanza di finanziamenti, delle pratiche di lavoro con le donne, però raramente, anzi prima di quest'anno non avevamo mai avuto la possibilità di poter lavorare insieme e attuare delle attività insieme uguali nei territori, e questo è stato il valore aggiunto di questo progetto. Abbiamo deciso di focalizzarci su 3 destinatari e 3 target con 3 obiettivi diversi e a seconda dei destinatari le attività che abbiamo messo in campo sono state diverse. Il primo destinatario sono le donne che noi accogliamo, le donne che si trovano in situazioni di violenza, proprio rispondendo anche alla nostra mission, primordiale, naturale dei centri antiviolenza. E abbiamo quindi, con questo target, abbiamo fatto 3 azioni. Ricordava prima anche l'assessora Nalin, una campagna importantissima che è stata, si è diffusa in tutte e 4 le province, ha visto la stampa di 250 sacchetti del pane con il messaggio: per molte donne la violenza è pane quotidiano, e con il numero dei centri antiviolenza che operavano nel territorio. Questa campagna ha avuto un ritorno, l'abbiamo sentito, penso possiamo dirlo, l'abbiamo sentito molto, nel senso che dopo la diffusione dei sacchetti del pane i nostri telefoni hanno cominciato a squillare, non che prima squillassero poco, ma abbiamo visto proprio un aumento delle richieste di aiuto e questo ha significato per noi l'efficacia di questa attività. Abbiamo poi realizzato un altro strumento da distribuire alle donne attraverso questa volta le farmacie e gli ottici, e abbiamo fatto delle pezzuole per gli occhiali. La pezzuola è uno strumento che può essere facilmente messo in borsa senza essere viste, e abbiamo messo anche nelle pezzuole i nostri numeri di telefono, proprio perché le donne possono tenere i riferimenti in borsa senza appunto essere viste da un eventuale partner maltrattante. E un altro strumento che abbiamo pensato, questa volta più per le giovani generazioni, è un'applicazione per il cellulare, dove abbiamo inserito tutti i riferimenti dei centri antiviolenza mappati dalla Regione Veneto e
E appunto tramite questa applicazione le donne che si trovano, che vogliono sapere appunto il centro più vicino a loro dove si trovano loro, possono chiamare direttamente, mandare un'email o, se si trovano in pericolo, anche chiamare direttamente le forze dell'ordine. E queste, diciamo, sono le 3 attività principali che abbiamo pensato per far diffondere l'esistenza dei centri antiviolenza nel territorio, proprio partendo anche da dei dati dell'Istat, della ricerca del 2014, che ci dicono che solamente il 3,8% delle donne che hanno subito violenza in Italia, quindi più o meno delle 7 milioni di donne che hanno subito violenza in Italia, si rivolge a un centro antiviolenza, e il 12% non conosce l'esistenza dei centri antiviolenza, quindi per noi è importantissimo continuare con questa attività di conoscenza dei nostri centri nel territorio. Un'altra attività che noi riteniamo fondamentale e importantissima è la prevenzione e il lavoro con le giovani e i giovani. Da sempre i nostri centri lavorano nelle scuole, compatibilmente sia con appunto il tempo che riusciamo a ritagliarci dall'attività dell'accoglienza, e poi anche con i fondi che arrivano appunto dal Dipartimento Pari Opportunità o dalla Regione. Quest'anno tramite questo progetto siamo riuscite a mettere insieme i vari studenti e studentesse che abbiamo incontrato nell'anno precedente nei nostri percorsi, e insieme siamo andati eravamo circa una ventina, e abbiamo fatto residenziale nelle montagne bellunesi, dove i ragazzi e le ragazze di Padova, Treviso e Belluno hanno potuto scambiarsi impressioni, le loro esperienze, e hanno anche potuto parlare con dei testimoni e delle testimoni. In particolare abbiamo focalizzato l'attenzione sulla tematica della violenza assistita, e avevamo appunto una scrittrice che ha scritto un libro proprio su questo tema, e lei stessa appunto in un libro autobiografico, e anche un ragazzo, Simone Dapra, che è anche un cantante che è un orfano di femminicidio, e questo è stato molto importante per i ragazzi e le ragazze, perché hanno potuto parlare direttamente con delle persone che hanno vissuto queste esperienze. Per quanto riguarda poi, diciamo, tutte le altre attività che riguardano la sensibilizzazione e la divulgazione, ci siamo concentrate molto sulla formazione degli operatori e delle operatrici, come oggi appunto è evidente, ma anche sulla formazione di chi fa comunicazione, di chi parla della violenza nei giornali, nei quotidiani, nei mass media. E abbiamo organizzato a giugno 3 giornate di formazione per i giornalisti, dove abbiamo non solo trattato, diciamo, il fenomeno, la complessità del fenomeno della violenza contro le donne, ma abbiamo anche voluto trasmettere un messaggio di un linguaggio, abbiamo cercato di spingere i giornalisti e le giornaliste ad utilizzare un linguaggio rispettoso delle differenze di genere, quindi ad utilizzare il femminile quando si parla appunto di professioni o di appunto persone di sesso femminile, e quindi abbiamo, diciamo, puntato molto l'attenzione su una corretta comunicazione non solo del fenomeno, ma anche di un corretto utilizzo della grammatica italiana, per non, diciamo, oscurare appunto il sesso femminile. E come si diceva prima, i centri lavorano in rete nel territorio, lavoriamo con tantissime realtà appunto sia istituzionali che del privato sociale, e crediamo molto nel lavoro multiagenzia e multilivello, e per questo appunto speriamo che anche l'anno prossimo riusciamo a mettere in atto, se non con la stessa, diciamo, intensità, però mettere in atto attività di questo tipo nei vari territori, e speriamo appunto che questo progetto sia solo l'inizio di una collaborazione più proficua anche con gli altri centri che appunto con cui stiamo costruendo lentamente una rete nella nostra regione.